Allora, intanto oggi è una giornata importante perché oggi siamo in ascolto, quindi i programmi che abbiamo si evolvono e cambiano in base a quello che sarà il risultato di questa giornata. Quindi abbiamo le nostre idee, però dobbiamo immaginare un modo diverso di pensare a un teatro. Immaginiamo di essere in questo, facciamo un parallelo, immaginiamo di essere in un momento in cui apre una biblioteca. Chiedereste che libri ci sono in quella biblioteca? No, la domanda è qual è il ruolo della biblioteca in una città? Ecco, questa è la nostra risposta. Cerchiamo di capire oggi quale ruolo il Garau può avere in una città come Oristano. Chiaramente ci saranno spettacoli, però noi siamo un soggetto che produce spettacoli, quindi significa che ci saranno anche quello che noi chiamiamo residenze di artisti, momenti di produzione. Un progetto importante a cui teniamo, un progetto per le scuole. Quindi è una domanda, insomma, a cui devo dare una risposta un po' diversa. Beh, già oggi è sicuramente la prima iniziativa, no? Aprire il teatro per 10 ore più uno spettacolo gratuito di un artista molto importante, Andrea Sant'Anastasio, è già un segno. Poi, secondo noi vorremmo che fosse sempre aperto e abitato e attraversato. Questa è un po' la nostra idea. E i progetti più complessi a cui teniamo di più sono progetti che si rivolgono soprattutto agli adolescenti. E nascerà un progetto con le scuole, vediamo quante aderiranno. È un progetto che però sappiamo che verrà anche sostenuto da soggetti privati e vi faremo sapere più avanti. E c'è già una stagione a Oristano, che voi tutti conoscete, che crediamo sarà riconfermata, che non organizziamo noi. Dipende chiaramente da loro, dal comune. Mi sembra che c'è l'interesse da parte di entrambi i soggetti di continuare, noi siamo ben felici di continuare a ospitarlo nel teatro della città. Se questo è così, noi andremo a lavorare in modo complementare, quindi cercheremo di lavorare su una domanda più internazionale, più anche di linguaggi innovativi, insomma, in modo da completare l'offerta. Per dire un nome, a gennaio, che insieme a altri 5 teatri in tutta Italia, riporteremo in Italia un nome importante della scena europea, che è Milo Rau, un artista che se presente a Milano i biglietti finiscono in mezz'ora. Ecco, in Sardegna verrà a Oristano e quindi con un lavoro che è stato presentato al Festival di Avignone dell'anno scorso.